Vabbè, Presidente, com'è andato? No, bene, devo dire che come avevo preannunciato ieri all'uscita dall'incontro con la Presidente del Consiglio, la coalizione ribadisce la sua compattezza. Abbiamo, penso, risolto anche quelle incomprensioni che non c'è dubbio sono stati nei giorni pregressi. La coalizione insieme mi ha chiesto di assumere un ruolo aggiuntivo di garante di arbitro della coalizione per garantire continuità e rilancio dell'azione stessa dell'amministrazione e per questo presenterò in Consiglio una mozione sulla quale chiederò la fiducia. Ci sarà un rimpasto di giunta? Non ci sarà un rimpasto di giunta, viene confermata la fiducia a questa amministrazione regionale da parte di tutte le forze di coalizione nell'attuale conformazione. È con queste parole che il Presidente della Regione Massimiliano Federica ha di fatto archiviato la crisi all'interno della coalizione di centrodestra dopo il tavolo di oggi pomeriggio in compagnia dei segretari regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Tutto questo sfocerà poi in una mozione. Il documento programmatico del centrodestra avrà forma di mozione da presentare al Consiglio regionale su cui il Presidente Federica porrà la questione di governo. Al centro di questo documento sarà preponderante il tema sanità. I principi sono appunto quelli che noi dobbiamo lavorare in un clima nel quale tutta la coalizione sia coinvolta, ma tutta la coalizione assuma la responsabilità delle scelte fatte e per questo tutti i partiti di maggioranza mi hanno chiesto di farne da garante e da arbitro. Il terzo mandato, ieri Zaia ha detto che a livello nazionale si parla di una possibile legge nazionale per il terzo mandato. Sì, noi possiamo ovviamente legiferare. Detto questo, è chiaro che a livello politico, se ci fosse una scelta così a livello nazionale, secondo me velocizzerebbe anche le scelte della regione, non c'è dubbio, perché ovviamente troveremmo un'unità di intenti a livello nazionale e a livello territoriale. Hai sentito col ministro Ciriani? C'è una ipotesi di legge sul terzo mandato a livello nazionale. Ma io non è che so se lo sa Fratelli d'Italia, io leggo le dichiarazioni degli esponenti di Fratelli d'Italia che mi sembra abbiano aperto una discussione, parlo dal ministro Lollobrigida, all'onorevole Donzelli, si è aperta una discussione a livello nazionale e su questo se ne discuterà. Ha sentito il ministro Ciriani in questi giorni? Non ho sentito il ministro Ciriani in questi giorni, però insomma lo sentirò nei prossimi.